Onorevole Terrana, l'UDC si sta impegnando attivamente e fattivamente per questa campagna elettorale ad Agrigento, ma non solo, ecco, un impegno fattivo per Zambuto e con tutta la lista. L'UDC in Sicilia sta crescendo molto perché abbiamo presentato in tutti i comuni dove si vota con i cittadini che superano i 15.000 abitanti, abbiamo fatto delle liste, devo dire, belle, abbiamo messo in gioco tanti giovani, così come abbiamo fatto ad Agrigento. Agrigento, se voi vedete, quella dell'UDC è la DC dico perché ci rifacciamo a quei valori, è la lista più giovane che c'è in campo. È chiaro che noi stiamo sperimentando con dei giovani e ritengo che i risultati saranno ottimi, sia per la lista dell'UDC, perché l'UDC rappresenta i valori, non rappresenta i populisti, quelli che parlano con frasi fatte o per slogan, ma noi rappresentiamo i valori, il popolarismo struzziano, quel popolarismo che serve a ragionare, a discutere, a risolvere i problemi della gente. Questi siamo noi e oggi per questo ci siamo candidati e ci riproponiamo sulla città in sostegno di Marco Zambuto perché vogliamo riportare la politica del fare. Noi come UDC ovviamente siamo assolutamente partito della coalizione e stiamo sostenendo tutti i nostri candidati sindaci in giro per la Sicilia. Con Lorenzo Cesa abbiamo fatto questo tour in lungo e in largo, ieri la provincia di Palermo con Termini, Villabate, Misilmeri, Carini, prima ancora in mattinata a Marsala e oggi di pomeriggio finalmente per la delizia del coordinatore regionale Decio Terrana che tanto tiene a questo risultato siamo ad Agrigento. Ad Agrigento Marco Zambuto è un uomo della concretezza, un uomo del saper fare, un uomo che sa bene che bisogna ricostruire a partire dai temi veri, i temi veri che riguardano la riqualificazione del territorio, del centro storico, la dimensione di una città più a misura d'uomo. Non è possibile che noi ad Agrigento vediamo una delle ultime città nelle classifiche per la qualità della vita. Un Agrigento che certamente merita di più e che con Marco Zambuto avrà la possibilità di rimettere al centro del dibattito della politica regionale le questioni che riguardano la città. Noi come UDC lo stiamo facendo per far tornare la politica vera all'interno di questo comprensorio e sono certo che un ottimo risultato a contributo dell'elezione di Marco Zambuto sindaco certamente ci sarà. Onorevole Margherita La Roccaruola, a sostegno di Zambuto col segretario Cesa, lei insomma ha una denuncia forte in merito a un video che in questi giorni si sta diffondendo, ma non solo questo. Ma la denuncia è la necessità di verità, dico, ecco. Quindi quando ho visto quel video che dura appena 3 minuti mi sono veramente indignata perché dichiarare o sostenere di avere con la musica di sottofondo e qualche stralcio che viene fuori come sottotitolo, dichiarare e sostenere di avere lavorato per la cattedrale di Agrigento mi sembra veramente troppo. Quel lavoro è costato anni alla sottoscritta, io ho subito raccolto quello che era stato l'urlo dell'allora arcivescovo Montenegro e con padre Pontillo abbiamo fatto un lavoro meticoloso. L'assessorato in quel caso che doveva fare e dare un finanziamento era l'assessorato alle infrastrutture e la fortuna mi ha aiutata in un qualche maniera perché l'assessore Pistorio era assessore del mio gruppo parlamentare. Ho lavorato fino al raggiungimento dell'obiettivo, cioè portare 800.000 euro, che era il contributo massimo che si poteva dare, per mettere in sicurezza la cattedrale e poter fare l'intervento per riaprirla. Questa è storia che può essere dimostrata in ogni momento. Con me c'è sempre stato Don Giuseppe Pontillo come responsabile dei beni culturali e quindi oggi non è che voglio fare nessuna denuncia, però ritornare e riportare le lancette della verità credo che sia un obbligo, credo che sia un dovere di qualunque cittadino, a maggior ragione di un deputato parlamentare, di un soggetto che in questa provincia fa politica e l'ho sempre fatta a testa alta, rivendicando le cose che ho fatto e non considerando mai mie cose che non ho fatto.
Il sostegno a Zambuto nasce da una conoscenza che risale al 2012, è una persona che ha fatto il sindaco, ha saputo amministrare, ha avuto le sue vicende, però a testa alta ne è uscito, è una persona che si ripropone alla città, che tutti conoscono, credo che sia un candidato valido, una persona che ha dato contezza di saper amministrare. Oggi il mio partito, l'UDC, lo appoggia e io incondizionatamente con il mio partito.